Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 22, campionato B-Win, inizio del girone di ritorno dal canto contro Iachini, ritrovato Padova contro la contestata Samp. Un'altra settimana difficile per i colori blu cerchiati, impegnati in una nuova e complicata rivoluzione che potrebbe prevedere anche l'addio al proprio capitano Angelo Palombo. Sta meglio il Padova, quinto in classifica, che continua a sognare i playoff, la Serie A, anche senza HC ha bloccato per 3 turni dal canto, non rinuncia ai suoi 3 attaccanti. Per la Samp c'è l'esordio di Berardi, la conferma di Juan Antonio, minuto di silenzio per le vittime della Costa Concordia, fischia il signor Ciampi di Roma. Comincia subito la Samp in avanti con Juan Antonio per Cristian Bertani, prova col sinistro, facile per Pellizzoli che para a terra, subito la Samp pericolosa, risponde però il Padova al 9 minuto, calcio d'angolo di Cutolo, sul primo palo c'è Legati, prova in acrobazia, il pallone però esce fuori, qui Gastaldello l'ha perso, ha perso Legati, poi minuto 18, discesa di Bertani, sulla sinistra lo perde Legati, pallone al mezzo, c'è Pozzi, tutto facile per lui, sinistro, palla in rete, Samp in vantaggio, gol numero 7 per Nicola Pozzi, gran lavoro qui però di Cristian Bertani che alza gli occhi, vede Nicola Pozzi, Renzetti e Schiavi perdono l'attaccante blu cerchiato, pallone in rete, Samp in vantaggio dopo 18 minuti. Non c'è la reazione però del Padova, c'è quella della Samp ancora una volta con Angelo Palombo al posto di Palladino, para facile però qui Pellizzoli, aiutato anche dalla deviazione di Schiavi. Al minuto 38 arriva però la prima reazione del Padova, Cutolo sulla sinistra, la discesa, pallone nel mezzo per Lazarevic che non ci arriva, grande occasione qui per gli uomini di Dal Canto. Passano altri minuti, siamo al minuto 43, calcio d'angolo, Ruopolo, ma c'è la grande risposta di Romero che dice di no, al pari del Padova. Si ricomincia con la Samp che trova la rete del raddoppio con Cristian Bertani, fa tutto da solo, destro perfetto, destro imprendibile per Pellizzoli che può solo toccare, ritrova la rete l'attaccante del blu cerchiato, rete che mancava dal 24 settembre, girone di andata, gol numero 6 per lui, gol importantissimo per la Samp che raddoppia 2-0. Passano altri minuti e questa volta è il Padova però a reagire, a trovare una rete bellissima con Bovo, tiro imprendibile, pallone di Lazarevic, Bovo non ci pensa, su sinistro imprendibile, sotto l'incrocio, nulla da fare per Romero. Partita riaperta dopo 18 minuti, minuto 19, poi ancora qui il replay che ci mostra la stupenda rete di Bovo, minuto 19, ci prova Cutolo dall'instanza, attento Romero questa volta, poi però al minuto 30 il rosso diretto, episodio che condiziona la partita, la possibile rimonta del Padova. Qui ci sono le lamentele, le proteste di Bovo contro l'assistente che forse manda a quel paese l'assistente di Ciampi, nessun dubbio, rosso diretto. E qui è la Samp che riesce a dilagarci, prova Juan Antonio ancora col suo destro, pallone da dimenticare a lato. Poi il minuto 36, occasionissima per il Padova di Dal Canto, Alenius ci prova da solo in mezzo a 4, prova la sua conclusione, pallone che esce, ma che grande occasione questa per il Padova, per l'attaccante subentrato, ancora qui il pallone di Donati per Alenius in mezzo a 4, poi col destro, dentro l'area di rigore, destro che non trova però la porta. Minuto 39, ci prova la Samp, Obiang per Bertani, possibile fuorigioco, Bertani però va, c'è la parata di Pellizzoli con i piedi. Ancora Samp in avanti che chiude con Piovaccari, Bertani Piovaccari, Federico Piovaccari davanti a Pellizzoli, lo strega, parata. Finisce così col successo della Samp, fondamentale contro una diretta concorrente alla promozione, vittoria che mancava dal 1 di novembre contro il Crotone, vittoria che rilancia la squadra di Iachini per il Padova di Dal Canto, un preoccupante stop.